tristezza. Io credo che capita un po' a tutti, no? Di trovarsi un po' a soppesare, mettersi sulla bilancia quello che uno ha fatto bene, quello che uno ha fatto male. Sarò sintetico, io ho voluto dedicare questa poesia che adesso vi leggo alla donna, alla mamma in realtà, perché la donna, non per essere ripetitivo perché si è detto tanto, no? La donna è il centro, il pilastro centrale della società. La donna è fonte di vita, e lì nasce la vita. La donna è parte dell'uomo, perché è nata dallo stato dell'uomo, non dal calcagno per essere scalciato, né dall'osso del collo per il superpeso. Quindi la donna è a sostegno dell'uomo e l'uomo è la donna. Le due metà sono invincibili per il futuro e il presente della nostra umanità. Mi fermo qua e vi leggo la poesia. Per me la femmina è l'unica ricchezza. E ora vi dico perché. Unica ricchezza. Ricordo il primo appuntamento. Il cielo, tutto puntiato e stella, teneva una silla piccirilla, tutta faccia grossa, una manetta. Ha comparso tu con mano suona, tutto sospiro dolce e innamorato. La prima volta che la giovasata teneva la faccia rossa, avvolutata. Ma scette una parola senza pensare. Cinesina, tu volete chiamare. Tu sei stata quella che mi ha dato gioia e farmi addiventare papà. Quante tempeste vienti ci sono state, io sono rimasta sempre innamorata. Sta scorza se è solo invecchiata, o tempo, mai niente ha cagnato. Tu sei la luce che si chiama amore, sei l'unica ricchezza di questo cuore. Tu sei la ragione che mi fa campare, sei che la fiamma che non si può mai stutare.